che vedo già collegato con noi e che ringrazio per aver accettato il mio invito. Si tratta di Andrea Lombardi, in collegamento audio-video con noi. Buongiorno Andrea, grazie. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, oggi ci facciamo una serie di domandine in questa mezz'ora che trascorreremo conversando, a proposito del nostro lavoro, ma non per parlare di noi, ma per parlare di come si fa informazione. Io ho dato un titolo un po' forte alla nostra conversazione di stamattina. Oddio, forte, ormai di forte non c'è più niente, ma comunque il titolo è Il trogolo mediatico. Il trogolo è quel attrezzo, diciamo così, che gli agricoltori, gli allevatori ben conoscono, nel quale si getta il pastone per gli animali, mediamente parlando. Conversazione su giustizia e agenti informativi, perché a me non mi piace tanto la parola giornalistiche, secondo me ha perso un po' di spessore, di significato e di peso. Diciamo che si tratta di agenti che si occupano di informazione. L'informazione la metterei tra virgolette, perché se uno fa l'agente vuol dire che è mandato da qualcuno che agisce o per conto proprio o per conto di qualcuno, e comunque in ogni caso fa un mestiere diverso da quello dell'informazione, secondo me. Uno che fa il mestiere dell'informazione, lo dico da utente, caro Andrea, sei proprio tu, che non sei giornalista, no? Lo hai No, specificato. assolutamente no. Lo hai specificato, lo hai sottolineato in un video che ho linkato nella presentazione sulla pagina Facebook della radio della nostra conversazione, perché c'è un bellissimo video. Se andate sulla pagina Facebook della radio lo trovate in link tra parentesi alla fine della presentazione, dove Andrea ci racconta e spiega in maniera molto chiara, come sempre, quali sono i cardini, diciamo, del tuo lavoro. Tu fai un lavoro propriamente giornalistico, perché lo hai detto chiaro, mi ispiro a quello che dovrebbe essere il giornalismo, no? Quindi cercare di verificare e analizzare i fatti. Però non sono giornalista. Ora, non serve il tesserino per cercare di analizzare i fatti, che è un mestiere che tu fai benissimo da ormai 6 anni sul tuo canale YouTube, no? Anche questo trovate tutti i link, però non è difficile cercarlo su YouTube Andrea Lombardi, c'è il blog, c'è il sito.it, c'è la pagina Instagram. Sono tutte fonti interessanti. Tu fai un lavoro di approfondimento sui fatti, di racconto dei fatti, che è quello che dovrebbe fare l'informazione. A me salta all'occhio, facendo da tanti anni sto lavoro con l'informazione ufficiale, ho fatto per 25 anni la rassegna stampa, che la cosa più eclatante e che è andata in crescendo in questi ultimi anni è che i fatti vengono mano a mano espulsi dal giornalismo ufficiale. Te ti sei dato una spiegazione del perché. E com'è che ci arrivi a fare sto lavoro, Andrea? Perché ti sei Ma, appassionato così tanto al punto tale da fare un lavoro splendido? Perché tu lavori in solitudine, ti automantieni, sì, hai un numero di abbonati non indifferente al tuo canale, anzi vi invito, coloro che lo stanno ascoltando, a frequentarlo, poi deciderete voi se abbonarvi o no, perché la materia prima che trovate lì è ottima. Su una serie di questioni, ti rubo ancora 2 minuti perché certo. c'hai il Pantoprazolo, che è la tua sorta di rassegna stampa quotidiana dove tu approfondisci alcuni temi. Hai un caffè amaro che fai tutti i giorni, è una pillola di 1 minuto o 2 sul fatto del giorno, e poi hai una serie di approfondimenti, per esempio sul tema spinoso del rapporto tra giustizia e informazione, che tu non sei lì a spiare dal buco della serratura per vendere gli scoop o gli scuppetti o i falsi scoop del giorno, ma per cercare di capire qualcosa di strutturale. E questo mi ha avvicinato molto alla tua ottica, cercare di capire come funziona la macchina della giustizia. Tu ti sei occupato di Massimo Bossetti in maniera splendida, con una persona che anche io ho sentito tanto tempo fa, l'avvocato Salvagni, e con tanti altri, con Marzio Capra, con una serie di esperti, proprio per sottolineare che quella cosa lì ci riguarda a tutti, non riguarda solo Massimo Bossetti, no? Hai fatto puntate splendide che coloro che ci ascoltano possono trovare sulla tua pagina di YouTube, sul tuo canale di YouTube. Ti sei occupato della strage di Bologna, di Ustica, della Costa Concordia, di tante altre storie molto delicate e per le quali hai avuto un riscontro anche da personalità istituzionali che in base al tuo lavoro di racconto, di inchiesta e di racconto dei fatti ti hanno anche contattato. Quindi avete tantissime questioni interessantissime sulla pagina, sul canale YouTube di Andrea Lombardi. Com'è che ci sei arrivato? E stavo dicendo, tu hai 180.000 e passa iscritti, 181.000, sei riuscito ad avere abbonamenti che ti permettono di fare questo lavoro in libertà, sei editore di te stesso, direttore di te stesso e fai le inchieste che vuoi tu e che vuole il tuo pubblico, tutto sommato, no? E nella maniera soprattutto libera che decidi tu di fare. Per cui lo spieghi benissimo nel video che citavo prima, ti sei fatto tanti amici che poi sono diventati magari nemici perché hai deluso le loro aspettative,
e tanta gente che non viene da te perché dici ma se io vado da quello lì e poi quindi mi mettono una targhetta di un certo tipo, poi quello lì essendo libero il giorno dopo dice cose che non piacciono più né a me né a quelli che mi seguono, non ci vado. Quindi tu stai facendo un lavoro in assoluta libertà. Com'è che ci sei riuscito? Come ci sei arrivato? Da dove sei partito? E scusami la lunga introduzione, Andrea. A te la parola. No, anzi, ti ringrazio molto, ti ringrazio sia dell'invito sia delle cose che hai detto, che apprezzo. Allora, ci sono arrivato per disperazione, nel senso che, vabbè, facevo altro prima, sempre di collaterale, diciamo, al mondo della comunicazione, però fondamentalmente mi sono accorto di quello di cui tu hai dato una descrizione perfetta. I fatti vengono espulsi dal racconto dell'informazione, non sono importanti i fatti alla fine del giro. Più il tempo passa, meno sono rilevanti. È rilevante casomai la visione che si ha di una certa faccenda intuitiva, che viene passata anche, diciamo, ad un livello proprio così, superficiale, intuitivo, ideologico, avremmo detto un tempo, ma siccome le ideologie sono morte, non si può neanche parlare di questo, si parla semplicemente di una convenienza a seconda della convenienza contingente della piovra che rappresenta il potere in quel momento, che è multiforme e non ha neanche più, posto che ce l'abbia mai avuta veramente, una forma ideologica definita. Quindi, diciamo, accorgendosi di questo, a un certo punto uno dice: "No, non è possibile che si viva in un mondo dove l'informazione non si basa sull'informazione, ma l'informazione è passare un'idea del mondo e non descrivere i fatti". E allora nel mio piccolo mi sono messo lì e ho iniziato a, fare delle piccole trasmissioni, inizialmente su Facebook, poi su YouTube. Poi la cosa è cresciuta, è diventata complice anche probabilmente quel momento storico in cui il mondo si è fermato, che è stato il 2020, il lockdown Sì, vari, il Covid, eccetera, quella tragica vicenda e gestione ancor peggiore di quella faccenda, però diciamo se ha avuto un risvolto positivo è il permettermi di fermare tutto e dire: "Okay, tiriamo una riga e ricominciamo in maniera seria a fare questa cosa qui", cosa che in realtà avevo iniziato già da un paio d'anni, ma lì diciamo ho avuto l'occasione di poterla trasformare in un lavoro che poi effettivamente è quello che è diventato, perché come hai detto tu correttamente, non so quanti siano in Italia, penso che siano una decina o forse pochissimo di più, ehm, che riescono ad autosostenersi facendo solo ed esclusivamente quello che adesso viene chiamato, diciamo, lo streamer o mh, comunque il creatore di contenuti. Considerando poi che io non ho neanche sponsor, perché ovviamente c'è anche un'altra questione. mh, Con le cose che dico e con il modo in cui le dico è praticamente impossibile, e posso anche capire il perché, che una azienda decida di metterci la faccia e dire: "Ti do dei soldi per mettere il passaggio pubblicitario banale". Dal banale sì, passaggio sì. pubblicitario a più, io queste cose qui non ce le ho mai avute e probabilmente mai ce le avrò. Quindi diciamo che, si sostiene tutto attraverso, come hai detto tu, gli abbonamenti e la pubblicità indiretta, cioè quella che YouTube mette sui video, ma Sì, lì non c'è un legame diretto tra me e l'inserzionista, è una cosa sì, diversa sì. e quindi è accettabile. Ehm Quello che hai detto è corretto, nel senso che questo è un primo, diciamo, risvolto e altra faccia della medaglia. Un secondo è quello sulle possibilità di avere ospiti, collaborazioni, eccetera. Sono stato avvicinato più volte da molteplici personaggi, anche di diversa estrazione, sia politica che, diciamo, di tipo di attività. Ehm, Questo è sempre avvenuto sulla base di un lavoro specifico che ho fatto. Magari ho fatto un'inchiesta su, per esempio, non so, mi viene in mente il caso Chico Forti, qualche Sì, anno fa mi ha avvicinato determinate persone, ma quella anche su sulla Ustica, Costa Concordia anche, no? quella sulla Costa Concordia Mh. anche naturalmente. E poi cosa Ustica, succede spesso? Ustica, Non che sembrerebbe sempre. una vicenda sulla quale è già stato detto tutto, e invece no. Invece no, assolutamente no. E tutt'oggi non lo è. Poi lì bisognerebbe avere anche il tempo, la voglia, la costanza e la Mh, possibilità di poter entrare verticalmente su una cosa e portarla avanti per anni. Questo poi diventa difficile eh anche sì. per me, perché ovviamente non puoi passare, tutto il tempo su una singola questione, però diciamo che varrebbe la pena farlo, ecco.
No, e poi c'è da Ehm, dire un'altra cosa, tu lavori da solo, non è che c'hai alle spalle la redazione, no. no, tu il tuo lavoro, il tuo studio, la tua giornata è lunghissima. Sì, molto lunga. No, poi devo dire, non è che sei perché questo tipo di approccio è un approccio che secondo me, è un approccio che corrobora, che rafforza, che intriga, che piace, che è bello. Cioè tu lo fai perché è interessante, è bello, è utile e diciamo hai trovato il modo, grazie diciamo alla materia prima di qualità che offri, perché non è vero che tutto va che la moneta cattiva scaccia sempre quella buona, no, non è una legge Mh-mh. così ferrea. C'è No, no. tanta fuffa, tu ne hai parlato benissimo in quel video che io ho, nominato prima anche su YouTube ovviamente, no, ci sono personaggi che magari capita che e non a caso sono quelli che magari le televisioni nazionali vanno poi a intervistare o a sentire. Gli spacciatori di fuffa sono sono tanti, ma se tu offri materia prima, alla fine i tuoi tanti abbonati ce li hai, che non sono pochissimi quelli che hai, e No, no, tutt'altro. ti permettono di fare un lavoro libero, serio, come vuoi tu, che è appassionante, quindi diventa un lavoro a un certo punto, no? Sì, sì. Un lavoro giornalistico fatto coi fiocchi, perché tu nei tuoi quante querele ti hanno fatto, quante minacce hai ricevuto, quante pressioni. Minacce Son tutte cose infinità. diverse diciamo, no, però insomma alla fine tu Sì, racconti i sì. fatti e i fatti sono fatti, perché se uno vuole sconfiggerti sui fatti diventa un po' difficile, perché si deve No, confrontare su il fa quelli e siccome sono sì, quelli sì. che vengono espulsi dice: "Forse è meglio di no". È così, sì, il fatto che allora ognuno può avere l'opinione che vuole, Mh, perché ognuno può pensarla come vuole su qualsiasi argomento, però bisogna accettare che la realtà sta in un certo modo. Poi mh, uno può anche dire: "A me, va bene che le cose vadano in un certo modo, va bene, sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con quello". Però mi sembra che una cosa che si abbia difficoltà a fare è proprio questa, stabilire dove finisce un fatto e dove inizia mh. un'opinione. Questo secondo me è un problema. Tanto più che se i fatti non vengono raccontati, si raccontano solo le opinioni, spacciandole per fatti, questo confonde ancora di più il pubblico che evidentemente è portato anche a fare un mischione tra tutti questi piani. Questo penso che sia uno dei problemi principali in realtà. Non so Ecco, come la vedi tu secondo su te, questo. il fatto interessa al pubblico, al di là della fuffa, al di là della suggestione? Perché ci sono le trasmissioni televisive apposta per vendere le suggestioni, le fuffe. Tu hai detto correttamente, anche quello è un mestiere, io lo rispetto, no, non è che sia il demonio, però bisogna capirsi su che cosa sto offrendo. Per esempio, tu hai fatto una diretta, una tra le tante, circa 1 anno fa, con un titolo chiaro e con un contenuto chiarissimo: "Ignoto 1 non è Bossetti", a proposito del caso Bossetti. Ecco, questa roba qua non è merce comune, però è un fatto, perché io mi ricordo che quando sentii Marzio Capra all'inizio della vicenda Bossetti, quello Capra nella sua semplicità mi disse: "Ma allora, il DNA di Bossetti è come una carta di identità che io trovo, sulla quale c'è scritto il mio nome, Marzio Capra, e c'è la foto di Giulio Cainarca. Secondo lei", mi fa Capra, "quel documento lì è valido?" È chiaro che non esiste in natura. E quando mi disse: "Non esiste in natura", io gli dissi: "Ma allora è un tarocco. E chi l'ha fatto sto tarocco? Ce lo devono spiegare". Però che questo sia un fatto, è un fatto. Però perché non te lo raccontano e non te lo dicono? E quello va dalla Fagnani a farsi sbertucciare in diretta? Perché? Perché ovviamente qui si tocca un altro argomento che allora le domande in realtà sono 2. Mh, La prima domanda è: come mai la giustizia ha deciso di, stabilire che la verità giudiziaria è che il DNA di Ignoto 1 sia quello di Massimo Bossetti? E questo è il primo fatto di cui bisogna interrogarsi, cioè se non c'è una una ragione scientifica, al di là di ogni ragionevole dubbio, per sostenere mh. questa ipotesi, cioè Ignoto 1 e Massimo Bossetti, la prima domanda è: perché la giustizia ha deciso di fare lo stesso, ignorando le evidenze scientifiche che sono quelle che hai detto, cioè quel Mh. DNA non esiste in natura, perché non esiste un DNA in cui manca la parte mitocondriale e addirittura ce n'è quella di un altro. Ma è questo il caso. Seconda domanda: posto che il fatto è che la giustizia ha stabilito che la verità giudiziaria,
e che quel DNA appartiene a ignoto uno. Perché il giornalismo, che dovrebbe essere il watchdog, diciamola all'inglese, perché se lo diciamo in italiano il cane da guardia del potere, qualcuno secondo me la capisce che deve All'inverso. abbaiare quando qualcuno minaccia il potere, Che è che è così. quello che sembra stia facendo. E quindi la seconda domanda è questa: come mai i giornalisti hanno deciso di, anziché questionare e spaccare il capello in quattro per capire come mai la giustizia si è comportata in un certo modo, la difendono a spada tratta? Ecco, questo magari tu, che hai avuto più vicino a che fare con me, con il mondo dei giornalisti, forse me lo sai spiegare tu, perché io non me la trovo una risposta. Ed è difficile trovarla, perché in realtà, intanto c'è un solidissimo rapporto con le procure da parte di moltissimi giornalisti che fanno la giudiziaria, e queste procure sono la fonte della materia prima che viene passata ai giornalisti. Quindi c'è un rapporto da mantenere fluido, buono, e questo giustifica in parte. E poi c'è un rapporto da mantenere con se stessi, perché se tu hai sostenuto fin dall'inizio ciò che l'accusa sosteneva, non puoi poi scrivere il contrario, ci fa una brutta figura, no? Infatti io ne ho visti pochissimi, forse una sola, che ha cambiato opinione su tanti casi. Non puoi cambiarla, devi difendere l'opinione che hai sempre sostenuto, cioè quella dell'accusa. Questa cosa qui è un grosso problema, perché nel nel nostro mestiere noi abbiamo tantissimi bei codici etici, non ti riguardano perché riguardano teoricissimamente soltanto quelli che sono iscritti all'ordine, no, però abbiamo un bellissimo codice etico che ci dice cosa dobbiamo fare per raccontare correttamente le vicende giudiziarie. Dobbiamo ispirarci a quel nobilissimo principio che è entrato in Costituzione, cioè il giusto processo, la parità tra accusa e difesa. Anche l'informazione deve rispecchiare questo principio, cioè deve raccontare le tesi dell'accusa esattamente come le tesi della difesa. La cosa non viene mai rispettata e non ho mai visto nessun giornalista perseguito per questo, no? Deontologicamente parlando. Quindi stiamo trascurando alcuni principi fondamentali, sono quelli che tu fai valere, perché la tua curiosità, la curiosità della persona normale, qui torno alla domanda: ma ci sono persone interessate al tuo lavoro, no? Cioè tu ti stai rendendo conto che la tua materia prima è interessante, proprio perché scarseggia nel mondo ufficiale dell'informazione. Il mondo ufficiale dell'informazione, io l'ho visto in maniera macroscopica sul caso Erba, no? Che ho approfondito in particolare. Però lì i fatti sono stati totalmente espulsi non solo dalle aule di giustizia, ma anche dal mondo dell'informazione. E invece, se tu li racconti, credo che interessi. No, no, a chi ti segue, a chi si è iscritto al tuo canale, interessa questo, avere materia prima interessante. Per esempio, tu hai fatto, sempre sul caso Bossetti, un'altra trasmissione molto interessante che la collega alla vicenda di Garlasco, di cui tutti parlano in questo periodo. Cioè tu ti sei domandato come mai determinati testimoni, uno nel caso di Garlasco Muschitta, che dice di aver visto delle cose ben precise, addirittura tre nel caso di Bossetti, a partire dal ragazzo Tironi, ma ce ne sono altri due, vengano completamente accantonati. Ecco, un'altra cosa eclatante. È un fatto, no? Quello che ha raccontato Tironi è un fatto, lo ha ribadito 4 volte in 4 sedi ufficiali diverse, la procura, i carabinieri, eccetera. Altre 2 persone dicono le stesse cose che ha detto lui, ma questa cosa viene accantonata. Questo è un fatto che merita una spiegazione, non l'ha data nessuno. Sì, esatto, sollevi un punto proprio interessante, anche perché ci sto ancora lavorando e ti posso dire in anticipo che ci sono altre evidenze all'interno delle carte dell'indagine rispetto a quello che dice Tironi, cioè Tironi è uno dei testimoni, diciamo, che Oculari, più testimoni noti. oculari, che hanno Sì, visto sì, cose quella sera che ha visto della che dice di aver sparizione visto una di cosa, Iara. sì. Sì, sì, assolutamente. Mh, Un'automobile rossa, le 2 famose mh. persone che camminavano insieme a Iara. Ecco, questa automobile rossa in realtà ho scoperto che arriva anche da altri testimoni oltre Tironi, che finora, diciamo, era l'unico, mentre queste persone le avrebbero viste altri 2, come giustamente hai riportato tu. La cosa che mi ha acceso della curiosità, che diciamo avevo già sul caso di Massimo Bossetti e Chiara Gambirasio, perché sto studiandolo da anni e quindi già mi stavo domandando come mai Tironi abbia ritrattato immediatamente la sera in maniera un po' strana, poi però sentito dalla PM abbia ribadito la prima versione, quindi si sia rimangiato la ritrattazione, ha detto che ha ritrattato per paura, poi viene sentito dalla polizia e dalla questura di Bergamo e ribadisce nuovamente la prima versione, cioè che lui ha visto quello che ha visto e lo ribadisce ulteriormente, poi viene sentito nuovamente dai carabinieri
e lì dopo aver inizialmente di nuovo ribadito la versione iniziale, di nuovo se la rimangia. Quindi su 4 verbali 2 volte si rimangia le cose che ha detto e non si capisce esattamente come questo avvenga, anche perché anche un altro testimone che corrobora quello, almeno in parte, quello che ha visto Tironi fa la stessa cosa, quindi anche lui più volte ribadisce, sentito a sit, le cose che ha visto, e dopodiché anche lui a un certo punto cede e dice no, ma ho sbagliato, era un altro giorno, non era vero. La cosa, diciamo, che è diventata particolarmente interessante, mi ha acceso una lampadina quando, non avendo mai seguito io più di tanto il caso di Garlasco, scopro che anche lì c'è un testimone che riferisce di aver visto determinate cose e che nel corso dello stesso verbale se le rimangia, dice Sì, no, sono uno stupido, non ho visto quello che ho visto, non era vero. Le cose che mi stupiscono è che questi personaggi che vengono trattati e dichiarati come dei mitomani, poi sono sottoposti ad intercettazione però. sì, Poi però le cose che dicono si vanno a verificare perché negli atti di indagine c'è un grande lavorio degli inquirenti che oltre ad intercettarlo e quindi cercare di capire cosa dice, ma sia lui che i suoi parenti, eccetera, cosa fa per il telefono, con intercettazioni ambientali. Cioè Tironi, è stato anche interessato da intercettazioni sì, come ambientali. fosse un Allora tu narcotrafficante. Mm. sì, ma tu un mitomane che dici: "Si è inventato tutto, lo denuncio per procurato allarme, è falso", lo intercetti? Continui per settimane e mesi ad indagare sulle cose che ha detto, ma Tra hai già l'altro, Andrea, stabilito che sono false. il mitomane, tra l'altro, non si vanta per niente. Il mitomane va in giro a vantarsi di quello che ha detto, sono Certo. stato intervistato. Invece quello sembra fuggire perfino dagli amici dopo aver Sì, parlato, sì. no? Sì, sì, è Quindi è un così. mitomane molto strano. È un mitomane che non ha il mito del diventare, diciamo, un personaggio, cioè è un Mm. mitomane senza mitomania, cioè non so come dire. Diciamo che è uno È che ha uno che si è avuto inventato paura, delle cose, ma non si sa è il uno che a perché. un certo punto si è impaurito per aver detto quello che ha visto. Mettiamola Eh. così. Mm? Evidentemente sì. Poi, da qui a stabilire che quello che ha visto sia, riportato correttamente, cioè che lui abbia Mm. veramente visto Yara o sia stato suggestionato, che quell'automobile rossa abbia o meno realmente un legame con quello che è accaduto, questo è un'altra cosa. Però bisogna partire da qualcosa, no, dobbiam partire e capire quella cosa lì è vera o non è Ma vera, sai c'è qual è il stata o non c'è problema, stata. Andrea? È che i fatti, se tu li racconti, un po' in qualche maniera poi non puoi più prescinderne. E questo è il punto. Li devi spiegare, li devi interpretare, gli devi dare una spiegazione. E che sarebbe il lavoro A del giornalista, B del magistrato. Questo è il punto. Se Eh invece sì. il magistrato decide di percorrere come il giornalista una strada, allora i fatti li deve scartare. Mi sembra che la vicenda Garlasco insegni anche questo, la vicenda Erba pure. Cioè, siccome io ho imboccato una strada, tutto quello che devia dalla strada che ho deciso di imboccare non esiste più, né giornalisticamente né da un punto di vista giudiziario. Però tu in questo modo non stai facendo né il giornalista né il giudice, secondo me. Stai facendo qualcos'altro. E allora torno al punto. La gente, secondo te, il pubblico, anche se questa è un'astrazione, no? È come il popolo, non vuol dire niente, Sì, sì. però quello che è il tuo concetto reale di pubblico, le persone con cui hai interazioni, chi ti segue, chi ti scrive, insomma, il tuo pubblico è interessato a sta roba qua, sì, no. Assolutamente Mm. sì, sì, e credo peraltro che, diciamo che non voglio sparare, diciamo, affermazioni, però, credo che con i numeri che faccio, che tutto sommato sono relativamente modesti, cioè sì, 180.000 iscritti al canale, un po' di migliaia, adesso 1.500, 2.000, a volte arriviamo anche a 3.000 persone in diretta, non sono tantissime. Okay, c'è chi ne fa molte di più, però con questi numeri alla fine si sono abbonate 3.300 persone circa, non è poco perché per Mm. arrivare a 3.300 abbonamenti, insomma, vedo che tanti altri canali non so neanche se ci arrivano, pur essendo molto più grosso del Mm. mio, quindi sicuramente qualche cosa evidentemente interessa. Altrimenti, per quanto piccolo e poco costoso possa essere l'abbonamento, perché parliamo di meno di 2 €, 1,99 Mm. €, quindi non stiam parlando di chissà quanti soldi, però evidentemente prima di sborsarli qualcuno deve chiedersi: "Perché lo voglio fare?" Forse, questo modo di fare le cose, nonostante crei grossi problemi con, colleghi potenziali ospiti, certamente sponsor, evidentemente a qualcuno interessa e arriva e questo, insomma, di questo sono contento. Quali sono state le cose di cui vai più fiero e che ti hanno più soddisfatto in questi 6 anni di lavoro?
Beh, sicuramente il lavoro mai finito che continuerà e non può che continuare perché è una vicenda sterminata sul caso Gambirasio Bossetti è una di quelle cose che secondo me, insomma, mi rende contento di aver fatto questo tipo di scelta perché lì c'è tutta una questione, diciamo, ecco, questo ci tengo a dirlo. Sì. Perché abbiamo parlato molto male dei giornalisti e del giornalismo, bisognerebbe, secondo me, con onestà, parlare altrettanto male del mondo YouTube, content creation, come si chiama adesso, eccetera, perché molto spesso questi temi vengono trattati, vengono chiamati true crime, Sì. che è un È una abominio. roba che a te ti fa proprio schifo. Sì, lo trovo abominevole perché è la cronaca nera nel senso più degenerato del termine, Ma cioè è la cosa c'è cronaca. di true, cioè di vero, in questo Eh, true crime? Sì, che poi tra l'altro non ci sono spesso, c'è molta fantasia in queste ricostruzioni, quindi non so neanche perché ci mettono quell'aggettivo. Ecco, quello ma è legittimo, a me semplicemente non piace, va bene, basterebbe dichiararlo e ci sta, è intrattenimento. Poi ognuno faccia quello che vuole, se lo vuole seguire oppure creare, per me va bene. Ecco, io cerco quello di fare quello che hai detto tu, cioè di fare una cronaca giudiziaria più che una true No, crime, poi c'è, ecco. c'è una cosa, tu per esempio porgi all'ascoltatore gli atti giudiziari, i fatti, le perizie. Lo fai con un linguaggio, in una maniera che anche la persona, diciamo, non esperta può seguire, capisce anche la persona non esperta e questo è veramente pregevole, lo dico da ascoltatore e diciamo da utilizzatore del tuo lavoro, no? Da spettatore, diciamo così. E questo Grazie. è molto importante perché altrimenti un verbale, diciamo, diventa anche una cosa molto difficile da rendere. Invece tu sei capace di raccontare il fatto in maniera che tutti lo possano comprendere pienamente. E questo è un aspetto non da poco. Perché molto spesso ci si perde, diciamo, nei tecnicismi e nelle parole che non spiegano niente. Invece, al contrario, ma poi tra l'altro, tutto questo metodo qui lo applichi un po' in tutte le questioni di cui ti occupi, anche la politica, perché le pillole quotidiane, diciamo, e le rassegne stampa a volte toccano anche argomenti in senso lato politici. Ecco, secondo te esiste più fuffa nel true crime o nella politica? Guarda che domanda intelligente che ti faccio. Beh, guarda, chi lo sa, perché qui stiamo giocando con i pesi massimi. Però in un certo senso alla politica, secondo me, è anche un po' connaturata la fuffa, cioè se parliamo di politica da politicante è un po' sempre stato così, ce lo si può anche un po' aspettare, c'è sempre una componente ideologica. Poi certo è chiaro, se vuoi fare un'analisi reale della politica queste cose devono essere messe da parte. Però io sono comunque un po' più tollerante perché comunque c'è sempre la visione del mondo, quindi io vorrei che il mondo andasse in un certo modo e va bene. Quando si parla di cronaca giudiziaria, di crimini, eccetera, lì è secondo me ancor più criminale, permettimi di dire così. Mh. Cioè infilarci considerazioni ideologiche o di convenienza rispetto alla vicinanza a determinate istituzioni o meno, si sta giocando con la libertà delle persone. Siamo su Radio Libertà, penso che la terrete in particolare considerazione, quindi qua si sta giocando col mandare in galera qualcuno Mh. e con il concetto di giustizia, quindi è ancor più imperdonabile se possibile. Ecco, siamo al termine della nostra conversazione, ma te sei di destra o di sinistra, Andrea? No, Allora, sono di guarda destra e di sinistra perché a guarda quanto che pare mi danno del comunista trotskista quando dico certe cose, dell'anarcofascista e tutte, diciamo, le più possibili combinazioni lineari, quindi sono tutto e niente. Sono un qualunquista, ok? ecco, no, no, Mettiamola così. ma è ovvio, no, perché c'è molto spesso c'è anche il tasso di ideologismo che incide sulla valutazione Certo. delle cose. Però, al contrario, io torno a ribadire in conclusione che se volete approvvigionarvi di fatti, e non di opinioni campate per aria, e beh, insomma, il canale YouTube di Andrea Lombardi lo trovate facilissimamente e tutto il resto, se volete partire dalla pagina Facebook della radio trovate tutto quanto, sia il blog che il sito andrealombardi.it, andrealombardi.blog
E la pagina Instagram la trovate facile, il canale YouTube pure, fatevi un giro e vedrete che ne sarete soddisfatti se già non lo conoscete. Soddisfatti perché semplicemente la materia prima che tu offri, caro Andrea, non è così comune. Dovrebbe essere l'ABC, però non è così comune, perché ci sarà un motivo per cui sti giornali hanno numeri da bollettino parrocchiale ormai nelle vendite, no? Perché Questo hanno lo penso eliminato anch'io. anche loro tante cose che invece interessano alle persone normali, che non sono né di destra né di sinistra, che non hanno interessi da difendere, che non sono legati a carri. E io sono molto felice di aver chiacchierato con te, torneremo a risentirci magari in futuro e sono anche Quando abbastanza vuoi. invidioso del fatto che tu sei editore di te stesso e totalmente libero. Ti ringrazio Complimenti, molto no, di complimenti tutto. Andrea, E comunque perché ci sei riuscito, ci stai riuscendo in maniera molto brillante. Quindi ti grazie ad Andrea ringrazio. Lombardi. Buon Grazie a lavoro te, è stato un Andrea, piacere. a A presto. presto, Un grazie a saluto a tutti. tutti. Grazie.